Allora, eccoci tornati in studio in diretta TV7 Match per parlare ancora di migrazioni, ma parlare anche di integrazione, di accoglienza e anche di criminalità, perché purtroppo tra la tratta degli esseri umani, la prostituzione, lo spaccio della droga, il business legato come dire, alla presenza di migranti, soprattutto quelli che diventano, tra virgolette, irregolari, che scompaiono, è un business particolarmente ricco. Tra le novità degli ultimi giorni c'è, diciamo così, tra virgolette, la buona notizia della chiusura, l'imminente chiusura dell'hub di Cona, che è stato al centro anzi è stato sulle prime pagine dei giornali per mesi ormai, no? Sì, c'è un provvedimento, ma il problema non è Cona come Cona, che sicuramente rappresentava un problema per quel territorio là. Il problema è che spostare dei migranti, in parte poi non diciamo integrati, non sposta il problema. E quindi o abbiamo un governo che organizza questo fenomeno e lo affronta seriamente, ma seriamente non per rifiutare o accettare, ma lo affronta perché è un fenomeno complesso, perché ormai la mafia di questi immigranti, che ne sono praticamente non sono rilevabili, perché c'è gente che scompare, ricompare, non c'è nome, non c'è possibilità di identificazione in alcuni casi. Chiaramente la mafia ha bisogno di manodopera e questa manodopera la trova facilmente da queste persone che naturalmente non penso che siano partite, salvo alcuni, con l'intenzione di delinquere, ma chiaramente in uno stato di necessità è più difficile trattenersi dal spacciare droga piuttosto che altre cose, quindi va considerato in un contesto non di accettazione e di rifiuto, ma è un fenomeno, come tutti i fenomeni questo governo e i prossimi dovranno saperlo gestire, perché se no si rivolge contro. Ecco, questo è l'argomento per cui parliamo oggi. Certo, Sheikh Noor, la situazione attuale è, visto che ne parliamo da tanti anni, sì. Possiamo dire che è un po' il fallimento di quelle che sono state le politiche messe in atto in tutti questi anni? No, è un fallimento, la situazione attuale è drammatica, il direttore ha ragione. Si stanno toccando dei punti delicati, ma secondo me quando si parla del fenomeno dell'immigrazione bisogna parlare in modo allegorico, parlare di altro. I disagi, e giustamente in sintesi ha detto il direttore, va governato il fenomeno e l'Italia non ha saputo governare ed è un vero fallimento, era un banco di prova dove noi dovevamo dimostrare di essere uno Stato degno di chiamare Stato tra i più grandi del mondo, insomma. E questo è il problema. Qua gira la notizia che adesso la percezione che sia clandestino criminale. No, il criminale clandestino non è criminale, ma il fatto che la illegalità conduca al fenomeno della criminalità, va bene, vanno a essere fagocitati da questo, è funzionale alla malgestione del fenomeno. Adesso lei citava prima la chiusura di Cona, e giustamente il problema non è Cona. Cona era uno fa parte dei tasti che compone il mosaico del disagio. Si è trovato, io l'ho incontrato un paio di volte e ho dimostrato la mia solidarietà, il sindaco di Cona, ma il sindaco ha poteri limitati. Noi tutti dobbiamo, il governo che deve gestire questo. Si stanno comportando bene. La interrompo subito, sentiamo proprio sì. Alberto Panfiglio, sì. L'abbiamo incontrato oggi e sentiamo come ha accolto questo annuncio. Un po' di rabbia ti viene perché se questo meccanismo dell'accoglienza diffusa che è stato adottato per chiudere Bagnoli ed è stato adottato per chiudere Cona fosse stato applicato prima, queste due entità non sarebbero nemmeno esistite. Qual è la situazione attualmente all'interno della base? È un limbo di cui noi non sappiamo nulla. Spero che possiamo ritornare anonimi come eravamo prima, perché nella nostra vita ci è stata tolta la tranquillità, che è un bene prezioso.
Ecco Serraino, Panfilio dice mi auguro di poter ritornare anonimo. Certo. Per mesi sono stati sulle prime pagine dei giornali ed è stato forse anche il caso, uno dei primi casi eclatanti dove è emersa come dire, il disagio, le situazioni a volte invivibili proprio anche per gli aspiranti profughi, chiamiamolo così, migranti. Sì, no? Perché abbiamo visto anche nel corso degli anni appunto, che noi l'avevamo già segnalato anche come sindacato di polizia, appunto il problema che stavano arrivando troppi immigrati, troppi ospiti diciamo di questo centro a fronte di una popolazione irrisoria. Se non che ovviamente uno ci pensa, poi ci sono stati problemi anche con la cooperativa per le condizioni anche igienico-sanitarie che versavano all'interno di quella base militare, perché alla fine era comunque anche prima di questo evento qua era una base dimenticata da tutti quanti. Sicuramente è un primo passo in avanti, perché lo vediamo anche con la matematica che ci insegna che meno ne arrivano e praticamente noi in Italia ne abbiamo sempre di meno, perché non dobbiamo comunque dimenticarci che tanti di questi, una volta che arrivano in Italia, è diciamo un momento di transito per arrivare dopo in altri paesi dell'Europa, come abbiamo visto tutti gli episodi successivi che in Austria ce li rimandano indietro, in Francia ci rimandano indietro, perché l'Italia è proprio il paese ponte. Ora secondo me la situazione andrà piano piano a tranquillizzarsi in quasi tutta Italia se riusciamo a trovare uno sfogo e un sistema per reimpatriare chi non ha il diritto di stare in comunità europea, perché con il permesso di soggiorno, se ti viene rifiutato, l'Italia ha una grande responsabilità che secondo me da sola non ce la può fare, perché serve anche l'Europa, per dare la possibilità di avere un metodo di riportarli nel paese d'origine, fermo restando tutta la difficoltà che c'è nell'identificare correttamente la persona. Ecco qua, questo è uno dei punti cardini, uno dei punti caldi, uno anche dei problemi, no? Alexioni, prima io dicevo che poi molti appunto magari rifiutato la richiesta appunto come dire, del riconoscimento di profugo vanno a finire in questo mondo parallelo, possiamo definirlo così? Sì, io vorrei se mi viene permesso fare un po' di ordine per capire quello che è successo in questi anni qua. Quando si parla che il governo italiano non ha gestito bene il fenomeno, è vero, ma bisogna anche essere onesti e individuare le responsabilità di questo malgoverno. Noi parliamo oggi 5 anni di una politica che sull'immigrazione non ha gestito nulla, perché ha deciso i governi precedenti di aprire le porte a chiunque senza stabilire dei criteri per l'ingresso di queste persone, perché vigeva una visione ideologica da parte dei governi di centro-sinistra precedenti, i quali, voglio dire, sostenevano questo tipo di fenomeno. Adesso che è cambiato governo e che sta cercando anche con importanti successi, va detto peraltro comunque anche con il lavoro iniziato dal ministro dell'interno Minniti, certo, un anno fa, però portato avanti in maniera più energica da Matteo Salvini, i risultati ci sono. Secona viene chiusa non perché ha vinto il principio dell'accoglienza diffusa, Cona viene chiusa perché si sono azzerati gli ingressi di clandestini. Questo è il punto, perché il centro come Cona e come tanti altri, Bagnoli, tanti altri che ce ne esistenti nel territorio nazionale, sono centri di prima accoglienza. L'accoglienza diffusa, questo non mi staccherò mai di dirlo, è funzionale nel secondo passaggio verso quei migranti che hanno già il permesso di soggiorno o sono in procinto di ottenerlo, cioè quelle persone che potenzialmente, provenendo da situazioni facilmente identificabili per ottenere il permesso di soggiorno, possono essere inseriti in questo processo di integrazione, e quindi lì in quel caso li inserisci nella rete SPRAR e li diffondi nel territorio in piccole comunità per integrarli facilmente nelle comunità. Ma tu non puoi inserire nell'accoglienza diffusa, come
ci veniva detto fino a qualche mese fa, migliaia e migliaia di soggetti che arrivavano a quei barconi con le navi delle ONG, di questi delinquenti delle ONG, poi lo vediamo adesso con la Mediterraneo, cosa hanno combinato, che ovviamente ci costringeva a dover accogliere nei nostri territori, nelle nostre realtà, lo vediamo anche, l'abbiamo visto nel Vicentino, persone che poi sono andate a creare quei disagi della comunità che adesso conosciamo. Non c'è paese, non solamente le città capoluogo, ma anche i piccoli paesi di provincia che non conoscono il fenomeno del problema legato a queste presenze, perché tutti questi soggetti sono finiti ad alimentare il fenomeno dello spazio di droga. Tutti sono collegati, dopo sicuramente ne parleremo, alla rete della mafia nigeriana, una delle organizzazioni più potenti e radicate in Nord Italia negli ultimi 5 anni. Dobbiamo ringraziare qualcuno per questo, perché 5 anni fa non era così. I nigeriani al massimo si occupavano della prostituzione, esatto, che non è che è una questione secondaria, ma adesso dalla prostituzione, i racket dell'elemosina fino allo spazio di droga, e hanno scalzato, voglio dire, i tunisini e gli algerini che erano loro e prima gestivano anche a Vicenza e anche a Padova questi traffici. Insomma, bisogna adesso risolvere il problema, come diceva l'amico del sindacato. Lo puoi fare attraverso le espulsioni, ma evidentemente non è facile, perché se nel 2011 sono arrivati 750.000 persone, dal 2011, adesso non so quanti ne abbiamo, c'è chi dice 500.000, chi dice 300.000, comunque sono tanti, espellerli questi non è semplice, per i motivi che conosciamo, economici e per gli accordi con i paesi africani che non sempre ci sono. Stabilito che non credo che siamo in grado di espellerli, di rimpatriarli, perché chiaramente non c'è da parte degli stati di provenienza prima di tutto la certezza da dove provengono, perché non ci sono documenti, mi sembra. Seconda cosa, il costo di rimpatrio è folle. Terza cosa, il fatto che siano clandestini è peggio ancora. Sono, ma non riesco a identificarli, non riesco a responsabilizzarli. Allora io sono dell'avviso, diamo il permesso di soggiorno a tutti, blocchiamo le immigrazioni, dopodiché li responsabilizziamo e riusciamo a identificarli, se no non riusciremo mai a identificarli. Ecco, chiedo a voi se questo fenomeno è fattibile, perché io so che spesso anche i bambini piuttosto che le donne rifiutano l'identificazione e rifiutano di porre le proprie impronte digitali sulla... Ecco, quindi che cosa si può fare se non integrarli, dargli un'identità e dopodiché chiedere conto di quello che fanno, perché se no sono dei fantasmi e fanno di tutto e non possono essere in nessuna maniera, non c'è potere contrattuale nei confronti di questi, perché sfuggono. Giusto? Prego. No. Qual è il fenomeno effettivo di questa immigrazione? Io in parte non sono d'accordo con il direttore. Quello di concedere il permesso di soggiorno a tutti. Il permesso di soggiorno di per sé è una carta che non vale niente. Il problema non è il permesso di soggiorno. Il problema è che gli italiani sono disoccupati adesso. Il permesso di soggiorno per uno che non troverà lavoro finiranno lo stesso nella clandestinità e nella criminalità prima o dopo, perché gli scade. Per rinnovare il permesso di soggiorno mi pare che ci vuole l'abitazione, che ci vuole, bisogna dimostrare. Ecco, non è la carta che funziona, è la cattiva gestione della cosa. Quindi qual è la proposta? La proposta è prendere esempio dagli stati dove hanno avuto più esperienza di noi, va bene? Noi dopo andremo, io non voglio espandere il concetto di essere di accoglienza, i muri, questi discorsi non voglio entrare, ma io le dico una cosa, perché qua è un paese strano, ci sono associazioni di volontariato che si chiamano senza scopo di lucro, ma erano una banda di banditi che lucravano sul conto. Io vengo da un paese dove si è riconosciuto lo status di rifugiato politico, non è un immigrato economico il somalo e quelli che vengono dall'Eritrea. Quelli che vengono dalla Siria hanno un diritto internazionale. Il problema non è questo, gli danno un sussidio miserabile, va bene? Non ci sono centri di prima accoglienza dove vengono identificati, come giustamente diceva il direttore, è un caos totale.
Qualcosa si sta muovendo, per carità. Io il mio contributo lo posso dare. Come posso risolvere io questa roba qua? Io devo condannare, va bene, perché il fenomeno dell'immigrazione si presta a strumentalizzazioni politiche per vendemmiare i consensi. Stiamo attenti. Il problema è risolvere, ci vogliono i fatti, soluzioni. Bisogna integrarli, giusto? Ma che cosa si intende per integrazione? A me mi dicono quel signore non vuole integrarsi, c'ha il cappello, si veste come al suo paese. L'integrazione sta nella diversità, va bene? Riconoscere la diversità, perché qua nell'era della globalizzazione c'è l'appiattimento culturale, va bene? Ciò che anche Lorena Fallaci e anche il cardinale ex Papa Ratzinger dicevano, il relativismo culturale. Noi viviamo in un momento così confuso della vita. Io a livello piccolo come cittadino cosa posso fare? Insegnare alla mia comunità quali sono le vie da seguire e quali sono, perché ogni diritto, ogni dovere compiuto corrisponde a dei diritti. Quando uno fa i suoi doveri ha diritto a ottenere quanto gli aspetta. Noi diamo sempre la colpa ai politici, uno o l'altro, i sindacati autonomi di polizia devono dare i mezzi, qualcuno si lamentava, non mi ricordo, un po' tanti progetti che non funzionavano. Ecco, allora nascono dei fenomeni di regionalismi, nazionalismi e tutto questo casino. È un caos totale in questa babele, io non lo so neanche, c'è troppa carne sul fuoco. Concludo dicendoti che è questo. Quello che conta sono i governi, quelli che gestiscono. Il problema va risolto. Come va risolto? Con delle proposte, con dei fondi e con dei canali ben precisi. E questo, l'integrazione va fatta tramite le agenzie educative, le scuole, va bene? Insegnare la lingua, la legge. C'è gente che non capisce, va istruita perché credono di essere in Africa. Non è che fa i suoi bisogni fuori perché lui è maleducato, perché lui ha bisogno, non sa il bagno, è abituato in Africa, lo fa. Ma questo un occidentale, un italiano crea disagio, non può accettarlo. E io, che sono un capitano della nostra comunità, gli devo dire: guarda, stai attento che qui non sei in Africa, qui non devi fare. Ecco, concludo e spero di aver dato un piccolo... perché c'è troppa carne, dottor Tullio, c'è troppo casino. Non so. Ma lei ha introdotto due temi sicuramente molto importanti. Innanzitutto il ruolo delle forze dell'ordine, che molto spesso e più delle volte non sono messi nelle condizioni di poter agire sereno. Perché appunto, come diceva Med, il problema è quello che in questa situazione qua c'è anche tanta confusione, perché uno arriva, dà delle generalità, poi a un certo momento dovrebbe arrivare il responso se ti spetta o meno questo benedetto status di rifugiato. Però che arriva dopo tanto tempo, dobbiamo ricordarlo. Perché il sistema attuale non permette un tempo celere, ma basta solamente pensare che se io dichiaro, prendiamo un paese a caso, la Nigeria, mi chiamo Antonio Sereno, sono nato in Nigeria, queste sono le mie generalità, cos'è che fa lo Stato italiano? Le invia per una verifica in Nigeria e bisogna aspettare che ti rispondano. Poi io nel frattempo cosa faccio? Rimango a Cona? Anche no? Allora inizio a girare. Ed è quello il nostro problema, secondo me, perché come diceva giustamente Cioni, si sviluppa parallelamente anche la criminalità, perché con questo sistema abbiamo veramente esportato, cioè abbiamo importato esattamente un sistema che arrivava dalla Nigeria, che ha creato i problemi diffusi nell'ultimo periodo. Abbiamo visto anche che è stato famosissimo tutto quel caos che c'è stato con la mega operazione che abbiamo condotto davanti alla stazione di Mestre, che lì effettivamente esattamente tutto il quartiere di Via Piave, il parco di Piraghetto, tra la stazione del Transernaglia, cioè tutto quel quartierone lì. Quello è stato un caso eclatante, ma lo vediamo quotidianamente a Vicenza, a Campomarzo, lo vediamo anche a Padova, perché purtroppo all'interno di queste persone richiedenti asilo sono arrivati anche questi, che hanno trovato un terreno molto fertile, perché adesso parliamo anche, purtroppo, anche dell'eroina gialla, lo sviluppo vergognoso, perché poi purtroppo loro vendono perché c'è qualcuno che lo compra.
Certo. E nel qualcuno che lo compra, siccome il costo è basso, ci sono ragazzi adolescenti 10-12 anni che per noia o che non si sa perché hanno quei 10-20 euro, vanno a farsi sta dose di droga che non è il vecchio spinello che quando è finito lì. Questo qui ha un potere di assuefazione che ti incatena, ti butta dentro nel tunnel, ne avrai sempre bisogno e non ne vieni più fuori. E poi i fatti di cronaca degli ultimi mesi hanno messo in evidenza a nudo una situazione veramente drammatica, Cioni. Da Cosa Nostra alla Cosa Nera, perché la mafia nigeriana è riuscita come dire, a inserirsi e lavora in parallelo. Ormai Cosa Nostra sappiamo che si occupa forse di altre cose, così? Beh sì, ormai penso che le organizzazioni criminali italiane si occupino di più una criminalità in giacca e cravatta, adesso non voglio banalizzarla, però credo sia così, nel senso che ormai un certo tipo di criminalità legata a quella più fastidiosa per il cittadino, no? Sia in mano a questo tipo di organizzazione. Poi dopo non siamo noi a dirlo, ma ormai ci sono anche dei report del Ministero dell'Interno, delle forze di polizia che hanno confermato che proprio negli ultimi 3 anni dall'avvio di flussi migratori i nigeriani hanno preso in mano larghe fette del fenomeno dello spazio di droga e soprattutto in Nord Italia sono diventate un'organizzazione molto molto potente, radicata ovunque, e questo grazie all'accoglienza diffusa, voglio dire, grazie alla distribuzione diffusa di queste persone. Ma io volevo rispondere, se possibile, al direttore, perché quando dice permesso di soggiorno, sì. Giustamente, come diceva Mede, è un pezzo di carta che se gli dai un permesso di soggiorno per motivi umanitari dura 2 anni, comunque non ti dà nessuna garanzia, neanche per trovare un posto di lavoro, tenendo conto anche di una cosa, che la quasi totalità di queste persone che sono arrivate in questi anni erano tutte da alfabetizzare. Tutte. Certo. Quindi un costo, un lavoro e un costo per lo Stato italiano immane, alfabetizzare dal punto di vista della lingua e anche dal punto di vista professionale. I tedeschi, quando si parla delle nazioni, altre nazioni europee tipo la Germania, sì, però lì eravamo di fronte a fenomeni diversi. Perché negli ultimi 5 anni, fino a 2 anni fa, loro avevano un altro fenomeno che erano i siriani. Loro se li sono scelti, i tedeschi non sono mica stati scemi. Loro si sono scelti i siriani, hanno fatto questa grande campagna propagandistica, noi accogliamo, noi siamo buoni, solidali. Sì, ma si sono scelti i siriani, cioè parliamo di persone che provenivano da una terra, da una nazione, comunque di persone che nella peggiore delle ipotesi il meno alfabetizzato magari faceva, che ne so, il dentista, voglio dire, no? Quindi erano persone con, anche lì sono arrivate soggetti improbabili per carità, ma la differenza è che da noi eravamo di fronte a un alto flusso, cioè quello africano, libico, quello che partiva dal deserto del Sahel, eccetera, che non c'entra assolutamente niente col fenomeno tedesco. Infatti i tedeschi, loro i nigeriani, li hanno sempre espulsi, nigeriani, pakistani, bengalesi, perché poi insomma loro non li hanno mai accettati. Hanno organizzato i rimpatri assistiti con l'Afghanistan, per esempio, loro hanno fatto un accordo e ogni mese partono i charter e li riportano indietro gli afghani. Non si può mischiare, voglio dire, tutti i fenomeni. Il nostro era un fenomeno atipico a livello europeo e proprio per essere tale doveva essere affrontato sin da subito con il pugno di ferro, cioè alzando il muro. Perché anche chi deve fare domanda di asilo, secondo la Convenzione di Ginevra, non è che tu hai la garanzia di ottenere il permesso di soggiorno solamente perché provieni da un paese in guerra, perché se tu accetti di entrare clandestinamente in uno Stato estero, lo Stato, secondo la Convenzione di Ginevra, te lo può negare, perché tu devi andare nella prima nazione vicina nella nazione da dove tu provieni, seguendo i canali dell'ONU che ci sono, perché voglio dire, anche adesso per gli eritrei, gli eritrei c'è stata firmata qualche mese fa, mi sembra, un accordo tra l'Unione Europea paga 300 milioni, abbiamo pagato 300 milioni di euro allo Stato eritreo, allora io non dico che là le cose vadano bene, ma se l'Unione Europea paga, noi europei diamo 300 milioni di euro a un regime,
Non capisco perché dobbiamo dare il permesso di soggiorno, il diritto d'asilo degli eritrei, perché se no non paghiamo con 300 milioni di euro un regime. Poi io penso che gli eritrei fossero gli unici che avessero il diritto di ottenere lo status di rifugiato politico, per esempio, non i nigeriani, non i senegalesi e tutto il resto. Quindi, poi c'è una commissione internazionale che dice quali sono i paesi mondiali che hanno diritto esattamente all'asilo politico, allo status, scusate, di rifugiato politico, proprio tutto l'elenco di tutti i paesi del mondo. Sì, certo, però, però c'è un particolare. Sì. Il fatto di dare un permesso di soggiorno che non è duraturo, quindi lo posso sempre sottrarre, cioè lo annullo, mi consente di identificare le persone e se queste in qualche maniera si obliterano, scappano, si nascondono, io ho diritto poi di prendere conseguentemente dei provvedimenti. Se invece li lascio così girare per conto loro, direi che è peggiore come situazione, salvo che non abbiate delle proposte diverse. Prego. No, se posso su questo, adesso mai mi correggerà l'amico del sindacato, però anche lì, quelli che sono arrivati con i barconi, per capirci, a parte nel 2014-2015 che il governo italiano faceva anche un po' il furbo, no? Nel senso che era stata data una sorta di direttiva sotto banco alle forze dell'ordine di non identificare, perché non identificandoli si li lasciava andare, se poi riuscivano ad arrivare in Austria, in Germania, eccetera, e non avendo, voglio dire, l'identificazione fatta in Italia, poi non potevano i tedeschi dire li avete identificati voi, quindi dovete riprenderveli voi italiani. Ma poi, siccome è cascato l'altarino, noi italiani da quella fase lì abbiamo identificato tutti i migranti che sono arrivati, tutti sono identificati, tutti quanti, non ce n'è uno che non venga identificato. Quelli che non vengono identificati sono quelli famosi di sbarchi fantasma, quelli dell'estate di quest'anno, dell'autunno quest'anno, cioè i tunisini in particolar modo. C'è stato negli ultimi mesi questo flusso importante della Tunisia e quelli ovviamente sono un canale diverso e sbarcavano e quelli lì certamente sfuggivano alle maglie. Quella è un'altra roba, ma la parte importante di questi immigrati che abbiamo in Italia, che adesso sono ancora dentro per la buona parte nel sistema di accoglienza, sono tutti quanti identificati, che poi dopo magari non li fai, sì, quello è un altro discorso. Però ci sono delle situazioni che sono state anche raccontate in queste ultime settimane, situazioni veramente impensabili come quella di Castelvolturno, no? Se ne è occupata la scorsa puntata di Piazza Pulita sulla 7, hanno intervistato il sindaco e noi vi riproponiamo un pezzettino di questa intervista per capire a cosa si trova a affrontare il sindaco. Vediamo. 62 immigrati sul territorio, invece ce ne sono 20.000, quindi immagini che cosa significa avere 20.000 immigrati che pesano. Ma dicono che io non ho espulso nemmeno un nero, sono il sindaco dei neri, che è una sciocchezza assoluta, perché non lo dico semplicemente perché è impossibile. Infatti Salvini è venuto a Castelvolturno prima dell'elezione a fare i selfie, i video contro i neri, e ovviamente non verrà mai a Castelvolturno a risolvere il problema, perché lo sa che è materialmente impossibile fare dei rimpatri. Ecco, qui affronta la questione dei rimpatri, ma soprattutto che si ritrova nel suo comune 20.000 persone. Il problema è sulla gestione, ma non solo, ma la gestione dovrebbe essere a livello europeo. Perché se noi abbiamo degli immigranti qui, dobbiamo, se non facciamo questa guerra indoeuropea e facciamo invece la comunicazione a tutti gli stati, allora io, per esempio, sono stato a Lisbona e ho trovato delle persone qui immigrate che conoscevo, le ho trovate a Lisbona, 2, che vivevano a Padova, ma sono andati lì come clandestini e rimangono clandestini. Se invece questa informazione degli immigranti che vengono codificate e poi vengono diffuse a tutti, questo è un vantaggio per tutti. Questo non vuol dire che necessariamente devono andare in Germania o hanno la possibilità di andare in Germania.
manteniamo quelli che sono gli accordi, ma quantomeno se uno se ne va da qualche parte è giusto anche che gli altri stati lo sappiano, perché sennò non riusciamo a gestire questa Europa. Perché nell'immigrazione... Seconda cosa, la Germania, quando ha una persona, un immigrato, non può girare lo Stato come vuole, non può girare la Germania come vuole, gli danno un'area di frequentazione, se lo trovano fuori di quest'area lo imbarcano in un aereo e lo rimandano a casa, ma quando queste cose lo fanno una, due, tre volte, alla fine l'immigrante si guarda bene dal fare il birichino e quindi andare dove gli pare. Invece in Italia tutti possono fare qualsiasi cosa e questo naturalmente impedisce una buona gestione del fenomeno di immigrazione. È un caso più unico che era l'Italia. Gli italiani sono abituati a immigrare, li trovi in Australia, in America. Giustamente come diceva qua il direttore, bisogna che ci siano delle soluzioni ben itineranti, identificare le persone. Secondo me uno dei sbagli più gravi che abbiamo fatto è quello trattato di Dublino. Capito? Dobbiamo andare a battere sul tavolo, i nostri governanti devono dire non è giusto, perché la maggior parte di quelli che sono centri di accoglienza anche non aspettano neanche lo status di rifugiato politico, scappano via perché loro sanno che il welfare in Olanda, in Francia, in Germania, in Svezia, nei Paesi Bassi, Norvegia funzionano. Vogliono, perché loro vogliono una vita comoda, vogliono la casa da mangiare e lì il welfare funziona. Non c'è disoccupazione, non c'è il calo di nascita lì, stanno facendo figli, noi li stiamo facendo qua. L'Italia è un paese di vecchi adesso, ricordatelo. Se tu vai un calo drastico delle nascite. Allora, cosa le sto dicendo io questo? Perché dobbiamo essere uniti noi, e stanno facendo bene secondo me adesso questo. Io sono contro Salvini, non è che mi piace perché è uno che ha vendemmiato sul populismo, sull'Islam, sull'immigrazione. Ma sta cercando di muoversi nel modo giusto, fa delle cose ovvie e io spero che portano che la loro alleanza, il loro contratto, il loro armistizio duri a lungo, perché qualcosa sta cambiando. Ciò non toglie il fatto che stiamo tutti male però, perché i nostri ridotti c'è la disoccupazione, io ho 2 figlie che fanno lavoro temporaneo, gli italiani non hanno lavoro, una volta sistemavano con le sanatorie e le quote. Adesso non è più così, questa gente che viene dentro sicuramente delinqueranno, perché dove vanno a finire? Io gli ho detto, io sono responsabile di una comunità, assisto dei giovani che sono venuti da Libia, che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, stanno seguendo un iter, li hanno collocati in qualche casa, in qualche agriturismo, in qualche casa del popolare, prendono 200 euro al mese. E devono arrotondare, cosa fanno? 200 euro al mese, se uno fuma cosa gli rimane? È la mia preoccupazione che finiscono sulla... Certo. Ecco, allora io devo alzare la mia voce e dire, noi, un'altra proposta che farei a questo governo, perché noi siamo stati colonizzati dall'Italia, abbiamo eritrei, somali, etiopi, hanno la priorità. Sti tunisini, marocchini e Africa del Centrale, se lo beccano i belgi, quelli che hanno sfruttato il Congo, che hanno portato via i giacimenti di oro, i francesi che hanno fatto la guerra di Algeria e Tunisia. Noi abbiamo la priorità, io lo devo chiedere a questo come responsabile della comunità. Certo, sentiamo qual è l'opinione. Cioni, secondo lei è una richiesta accettabile? Io ogni tanto leggo degli appelli del Presidente della Somalia verso i fratelli italiani. Questi sono i termini, le parole che utilizzano. C'è una richiesta da parte delle autorità somale affinché l'Italia torni in Somalia, ovviamente attraverso un rapporto di fratellanza, di amicizia che lo lega da tempo immemorabile. Quindi io voglio dire, non mi sento di contestare quello che ha appena detto Ahmed, anzi io ritengo che noi sarebbe giusto che ci fossero delle priorità nella scelta, diciamo, ma io credo che gli stati, decidere... qualsiasi stato nazionale ha il diritto di discriminare sull'immigrazione, e non è una brutta parola, cioè
Uno Stato deve avere il diritto di scegliere chi può e chi non può entrare nel proprio paese in base anche a questioni di natura religiosa ed etnica, non solo anche su base di competenze professionali, che sono quelle ovviamente più importanti in questa fase, perché ovviamente adesso tutto è mercato, regna questo mito mercatista, ma anche dal punto di vista legato lo Stato deve avere il diritto di fare questo tipo di scelte. E con la Somalia, siccome abbiamo una lunga tradizione, no, con quella parte dell'Africa, ritengo che l'Italia potrebbe avere. Cosa dice Sereno? Ma anche io sono dell'idea appunto che lo Stato deve comunque avere un minimo di discrezionalità. Volevo un attimino fare un inciso, che dopo siamo andati avanti un pochino con gli interventi, che cioè, secondo me qui il discorso di rimpatri, come aveva fatto l'esempio il direttore, fa capire anche quello che noi come poliziotti diciamo da tanto tempo, che all'inizio l'originaria Bossi-Fini ci permetteva ed era efficace di prenderlo e portarlo in aeroporto per mandarlo via subito, ed era efficace. Poi sono cambiati i governi successivi e hanno iniziato a togliere i pezzi, quelli che diceva lei, Cioni. Li identifichi? Sì. Cosa sei? Va bene, dai, vai. Questo era, perché gli si rilasciava semplicemente un pezzo di carta con scritto: guarda, hai combinato la marachella, hai 5 giorni per lasciare il paese, cioè l'Italia. Ma è un semplice pezzo di carta, e ci mettevamo più tempo a scriverlo che a consegnarlo. Perché all'inizio era molto più efficace, perché il sistema che diceva il direttore è molto persuasivo, perché se una persona giustamente sa di avere un'area come all'interno della Germania, di dire io devo muovermi all'interno di questo stato, di questa città, questi chilometri quadrati, però se sbaglio mi prendono per l'orecchio e mi portano via, è anche un deterrente. Invece qui ad esempio, se voi prendete ad esempio uno spacciatore, facciamo l'esempio tornando alla questione della mafia nera, voi prendete uno spacciatore e lo portate che sta spacciando, cosa gli succede? Adesso con l'impulso di Salvini, che ha un po' accelerato un po' i rimpatri, noi di solito li portiamo a Bari, si concentrano lì a livello italiano, ad esempio quelli che devono andare in Nigeria, e entro un paio di giorni c'è il volo che li porta in Nigeria. Però non è un flusso, voglio dire, cospicuo, perché comunque le esigenze di un paese come l'Italia sono più grandi, voglio dire. L'immigrazione, signori, stiamo parlando veramente di tante persone. E il costo per gestire un'immigrazione, che lo vogliamo da una parte sotto forma di integrazione, quindi li scolarizziamo, cioè li educhiamo, così, ha un costo. Il costo del rimpatrio c'è, ed è imponente, però io sinceramente, come da sindacalista della Polizia di Stato, dico è un problema europeo. Non possiamo avere un trattato di Dublino che l'Irlanda fa in un modo, l'Italia fa in un modo, la Germania fa ogni Stato lo interpreta come meglio crede, a piacimento, e viene fuori questo problema qua. Se posso un piccolo appunto, l'Europa ci impone anche di aprire i centri di identificazione di espulsione. Minniti l'aveva detto un anno fa, dovremmo potenziare in ogni regione questi centri di espulsione, prevedendo più o meno 100 posti letto per il centro, voglio dire una bazzecola, però ecco, su questo il governo attuale e il ministro Salvini devono fare qualcosa, perché anche da noi è successo proprio una settimana scorsa che un ex richiedente asilo con permesso di soggiorno per motivi umanitari, già beccato 3 volte per spaccio, è andato davanti al giudice la settimana scorsa ed è stato liberato il giorno dopo. Non l'hanno processato per direttissima, l'hanno liberato fissando la data di udienza più avanti e via così. Ovviamente gli hanno dato il divieto di dimora nella provincia di Vicenza, verrà a spacciare a Padova, abbiamo risolto il problema, voglio dire, insomma, no? Ma il punto è questo, che questo è il permesso di soggiorno, quindi può rimanere in Italia, ma col decreto Salvini potrà essere espulso. Ma quelli che non hanno permesso di soggiorno vengono beccati, come diceva prima l'amico, gli fanno sto caspita di foglio di carta e lo lasciano per strada. Invece devono essere portati nei centri di espulsione, perché ce lo chiede l'Europa, è una normativa europea, perché devono essere messi in questi centri, non sono centri detentivi, ma diciamo
questo è. Ma c'è da augurarsi che poi restino devono rimanere dentro all'interno. fino a quando vengono espulsi, c'è un termine, minimo 6 mesi, massimo 2 anni, se non Sì, sbaglio. esatto. Se non sbaglio, c'è un termine, minimo massimo, ma devono essere fatti questi centri intanto, perché sennò è chiaro che continuiamo ad avere questa gente in giro per le strade. Magari se si fanno 6 mesi, un anno dentro questi centri di espulsione, magari che passa anche la voglia, voglio dire, di continuare a spacciare in giro per le strade, magari decidono da solo di tornarsene a casa, perché questi soldi ce li hanno per tornarsene a casa se vogliono, i spacciatori, se vogliono, ce li hanno. Sì, ma dietro questa immigrazione, al di là di quelle che sono le persone che effettivamente hanno necessità di migrare, c'è un business. Un business dei paesi attraverso cui queste persone passano, e quindi Sud Sahara, quindi la Libia, quindi la Tunisia. Ci sono poi i traghettatori che fanno business, anche se c'è un bellissimo libro che consiglio ai nostri telespettatori che si intitola Attenti ai buoni. Perché a dire faccio queste cose per bontà, poi cosa succede? Succede, come abbiamo visto e faremo vedere più avanti, che la gente prima di montare nella nave, nella barca e cercare di passare, ingoia della droga e quindi poi gli ovuli di droga, e quindi poi se ne avvantaggia una volta che è arrivato, perché devono rendere conto quando arrivano ai capi bastone, e quindi quella mafia nigeriana che fa comodo alla mafia italiana, perché il problema è che queste persone sono disponibili a tutti, e se questa persona scompare non c'è nessuno che le cerca, non c'è nessuno che li piange, e di conseguenza non c'è neanche, scompare perfino il reato di averli fatti sparire. E questo è il problema più grosso. Allora, la gestione dello Stato, e questo è l'impegno di questo governo e dei governi futuri, perché quelli precedenti ci hanno messo nelle condizioni che noi sappiamo. Certo, vediamo questo. Sì, allora abbiamo sempre chiesto, abbiamo sempre, come dire, siamo agevolati di una bella inchiesta fatta appunto dai colleghi di La 7, e qui sentiremo poi anche, tra l'altro, di quelle che sono, come dire, purtroppo i casi anche estremi in cui le persone vengono uccise, fatte a pezzi, smembrate, come abbiamo visto è capitato anche purtroppo a una ragazza italiana. Ma vediamo questa intervista. Ho visto una volta, quando un ragazzo è arrivato, un corriere, lui era debole, non riesce a scaricare roba, però loro servono questo ovoli, hanno tagliato, hanno torto tutto ovoli interno sotto, gli hanno aperto lo stomaco, hanno aperto il stomaco, hanno torto quello che volevano, alla fine hanno tagliato in pezzi. Come si riesce a non farli trovare questi corpi? Cioè loro come li fanno scomparire? Si tagliano in pezzi, si tagliano tutte in pezzi. Ognuno che fa parte di questo gruppo deve trasportare sua parte. Loro non hanno interesse della vita, hanno interesse soltanto soldi. Ecco, questo è un breve brano di questa, ecco, Sheikh Nur. Io sono veramente scioccato di questa intervista qua, e credo che sia molto ma non è una novità, No, ma lo so, ma è una cosa incredibile. In Nigeria, noi africani, diciamo, adesso mi includo tra gli africani, va bene, Nigeria è uno degli stati più ricchi dell'Africa, ok? E questa gente, il problema, l'anomalia dell'Italia è proprio questo: ci vogliono azione, non chiacchiere, populismi, vendemmiature. Questi non sono neanche, non so come chiamarli, non sono animali, sono bestie, sono una roba da matti. Non è possibile poter ascoltare e tollerare una roba di questo genere. Qua bisogna agire, ci vogliono
ci vuole la forza. Noi a 2 passi qua abbiamo avuto una volta una zona dove si accumulavano. Certo, il quartiere di Vianelli. Bravissimo, Diciamo, e qua a Padova sarà neanche un chilometro. Sì, perché il problema dell'Italia cosa è? Questa è l'emarginazione, anche lì. Certo, si era creato un ghetto lì, no? Sì, i fenomeni vanno controllati, vanno governati, e per governare ci vuole polso, okay? Ci vuole polso, ci vogliono forze, ci vogliono risorse. Prima di parlare di integrazione, prima bisogna eliminare, fare piazza pulita di questa feccia che hanno rovinato e fanno questa gente, vengono tra questa gente che vengono sulla barca, come diceva giustamente il direttore, c'è il business della carne umana, di questi giovani, maggior parte sono giovani, che aspettative hanno? Nessuno gli ha mai chiesto cosa intendete fare, cosa fate. Invece altri sono quegli elementi che hanno gli ovuli dentro in pancia, che fanno dei corrieri, queste notizie che abbiamo sentito di questa intervista. Io quello che dico è questo: capisco la gravità, l'impegno che gravita sulle istituzioni, le forze dell'ordine, ma io come cittadino, se io chiamo lui, chiamo il questore, gli dico stai attento, sotto casa mia, va bene, io che sono italiano, ma sono di... Per favore, ci sono dei ragazzini che stanno prendendo della droga e degli adulti che le stanno vedendo, per cortesia, la polizia cosa fa? C'è gente che gli danno foglio via. Io ho visto un'intervista sulla 7 ancora 5-6 anni fa, uno che è stato espulso, era sulla barca, è tornato, l'hanno intervistato e ha detto sto tornando in Italia, tanto lo spellano, tanto ritorna. Qui ci sono più leggi sulla carta e meno legge. Far funzionare le leggi, far rispettare la legge, essere tutti collaboratori, non dare la colpa al poliziotto che non può intervenire. Se lui non può intervenire, il carabiniere quando io lo chiamo, se è da solo come un cane, come fa a intervenire? È una follia collettiva, e speriamo di tornare tra i paesi più civili del mondo e di trovare di farci. Quindi lei comunque è d'accordo su una linea sicuramente più come dire, più rigida? Io ho sempre detto questo. L'unico problema con cui ho avuto il Minniti è uno con cui è partito col piede giusto, e quella che mi dà fastidio è la strumentalizzazione a cui si presta l'immigrazione, perché non tutti gli immigrati sono delinquenti. Mi ricordo ai tempi di Martelli, io ero presidente della comunità somala, alla legge di Martelli con la sanatoria, c'erano le prostitute nigeriane, io avere permesso di soggiorno, erano allo stadio di Padova alle Ugane a battere i carabinieri quando lo controllavano. Quindi il problema cos'è? L'immigrato che compra, che paga, a quell'epoca erano 1 milione di lire, adesso sono 1.000 euro, ok? E l'immigrato che paga quello, o il corrotto italiano che è nell'ambasciata, se è tasca. Questo è, dobbiamo essere tutti uniti, c'è marciumi dappertutto, se prendi un settaccio non rimane a galla niente. Siamo stufi, siamo stanchi. Vediamo dei movimenti che qualcuno sta muovendo e cercando di cambiare qualcosa. Io mi auguro che sia un auspicio, che possa durare questa alleanza, che si risolvano i nostri problemi. Questo è il mio auspicio, questo posso dire. Sì, anche perché questo comportamento mette in crisi quelli che onestamente cercano di integrarsi. Esatto, penalizzano proprio quelli che vogliono integrarsi, che sono alimentati a integrarsi. Questo è il problema, perché poi dopo c'è sempre quella forma di generalizzazione, no? Che sì. Allora dicono tutti i nigeriani sono dei delinquenti. Esatto, invece anche tra i nigeriani ci sono anche persone che quotidianamente vanno a studiare, vanno a lavorare, hanno una famiglia correttamente integrati, sì, e passano per marci. Del resto anche noi italiani all'estero, certo, per tanti anni, forse ancora adesso, mamma mia, no? Sempre, italiani pizza e mafia sì, la pistola sul piatto degli spaghetti, insomma siamo sempre stati derisi anche dalla Germania, voglio dire, sicuramente. Perché purtroppo quando si esporta, come dire, un esempio negativo, poi ti resta appiccicato. Avete visto la crudeltà appunto che è stata raccontata in questo servizio? Sì, sì. Cioè, è veramente aberrante. Poi, sì, ma secondo me questa gente va riportata a casa. Uno che è responsabile di quel crimine, io non lo mando a casa, lo punisco qua, lo finirei qua. Perché è un delinquente? Ma un delinquente. Uno, voglio dire, che ti dice che ti fa a pezzi solamente per la droga, che poi la droga adesso è uno di quei settori che la mafia italiana ha fatto marcia indietro, li lascia ai nigeriani,
Ok, e ricordiamoci, c'è stata anche hanno pubblicato, la si trova anche in internet facilmente, una delle come si chiama, intercettazioni telefoniche tra capi mafia italiani, ma di recentissimo, in cui da lì si capisce che loro hanno spostato il business e uno dice all'altro: una volta eravamo abituati al bang bang, adesso è click click. Perché si sono buttati su tutto quel pianeta maledetto delle scommesse clandestine, delle macchinette. Cioè, sono stati 68 arresti anche recentemente, lì, che è stata proprio stralciata questa, in cui si parla proprio dell'evoluzione delle mafie italiane che abbandonano il mercato da strada, anche perché voglio dire, il mercato da strada è vero che in questo momento le regole fanno sorridere, perché se non andiamo a iniziare a fare un'associazione per delinquere, com'è che li togli dalla strada? Cioè, parliamoci fuori dai denti, con le regole attuali. Sarà dura, perché bisogna cambiare il sistema, qua finora non ha funzionato. Bisogna riconoscere il proprio fallimento e da lì partire. Io sarò sempre solidale a qualcuno che ci consente di far rispettare le leggi e consentirci per il piatto vivere globale. Abbiamo tutti, la maggior parte dei nostri figli sono alcolizzati, happy hour, la droga è diffusa come e questo è il grosso problema, cioè la domanda, chiaramente, perché loro offrono una merce che... Dottor Tullio, noi come genitori ne abbiamo colpa. Quando il bambino va a 14 anni, 12 anni, come diceva il collega, a mestre a drogarsi, vuol dire che c'è un genitore assente a casa, la colpa non è. Quindi un po' di responsabilità dobbiamo assumercelo anche noi, perché abbiamo fallito in questo senso. E questo è un grande punto interrogativo, perché l'utilizzo delle droghe per un po' di anni, diciamo, si è fatta una campagna molto forte di contrasto anche per l'opinione pubblica all'utilizzo delle droghe, e secondo me forse ultimamente si è abbassata la guardia e il consumo invece è aumentato, ed è grazie anche al crollo dei prezzi. Quelli del servizio di sicurezza hanno cambiato il linguaggio, loro stanno facendo il loro mestiere, lo stanno seguendo questa gente. E che il fenomeno è in evoluzione, però loro sono penalizzati dalle capacità, delle potenzialità, degli strumenti di cui dispongono. E questo i cittadini devono collaborare. Va bene, noi io ho l'obbligo di denunciare, ho l'obbligo di informare. Ho l'obbligo, perché come diceva anche mi pare, loro hanno prima noi, comitato prima noi qualcosa, sorgono questi comitati che nascono spontaneamente dal disagio del popolo, perché c'è la carenza delle istituzioni a poter completare questi servizi. Ma loro devono essere comprensivi però nello senso. Allora ci vogliono fondi qua, non ci scherza, è tutta questione di soldi. È una questione di soldi. E ci vuole legge, far rispettare le leggi, eliminare questi criminali che stanno rovinando il nostro paese. È una questione di soldi, Armando, secondo te? Cioè mancano i fondi? No, allora il problema è il potere decisionale di chi opera in questo settore. È chiaro che se hanno più risorse lavorano meglio. Ma quando viene arrestato uno spacciatore bisogna o metterlo dentro o rimandarlo a casa, non posso ritrovarmelo il giorno dopo per la strada perché il giudice non ha preso un provvedimento, dopo 3 volte che viene trovato ancora lo si lascia libero, perché lo lascia libero e ci saranno i miei nipoti che cercherà di contattare, ci saranno i nipoti dei miei amici che cercheranno di essere contattati perché questi devono spacciare. Seconda cosa, il centro di questo mafia nigeriana è Padova, Verona, Torino, non è Milano, Brescia, quindi abbiamo il nord che è totalmente invaso. Controllato. E abbiamo visto come la mafia siciliana di un tempo, quella di Borsellino e Falcone, tutto sommato è acqua di rose, perché questi prendono le persone dall'Africa e le trasportano, le obbligano a venire, non vengono spontaneamente e gli fanno un percorso privilegiato per arrivare fino in Italia e sono sottomessi a questa attività e non hanno nessuna garanzia di sopravvivenza se non si comportano in una certa maniera. Quindi a volte lo spacciatore è necessariamente vittima
dell'organizzazione mafiosa nigeriana. E questo è uno degli altri aspetti. Allora, o riusciamo veramente a far funzionare la giustizia non vuol dire punizione, la giustizia vuol dire regole certe, la certezza dell'applicazione delle regole. Dopodiché, se sei bravo vai in una certa maniera, se non vai devi pagare e poi ti puoi anche reinserire. Per questo io pretenderei tutti quelli che sono immigrati in Italia, o bene o male, devono essere identificati, perché una volta che vengono identificati ho la possibilità, ho una capacità contrattuale. Non sono dei fantasmi che girano e forse lo trovo un po' di qua, un po' di là. Prendo le impronte digitali, prendo le impronte genetiche e quindi anche se trovo un cadavere sono in grado di identificare anche quello e posso risalire a chi eventualmente si avvicinava, chi era il gruppo di appartenenza, e quindi posso anche identificare un eventuale crimine. Ma bisogna che ci siano, ognuno deve avere una scheda, allora posso gestire. Se no acchiappa, vai, direttore, eccetera. Non è sufficiente però, è importante identificare. È il primo passo questo. No, il problema è invece quelli che vogliono andare, dobbiamo spartirsi adesso perché i numeri sono tanti, tutti questi non possono restare in Italia. Il trattato di Dublino ci ha fregati, non possono dire chi è stato venuto prima in Italia e se lo torni là. Finisco, concludo. No, solo un appunto. Sì. Il trattato di Dublino non c'entra niente. Perché il Dublino riguarda solamente i profughi, in sostanza. Solo i profughi. Noi migranti economici, i migranti economici è solo fuori da tutti questi meccanismi. Ho capito. Siccome noi abbiamo avuto solo quelli in questi anni, e questi sono altra roba. Va bene, allora i profughi, quelli che hanno riconosciuto lo status profugo politico che hanno, i nostri per esempio, quello sì, sono a disagio adesso, non vogliono stare in meno, perché sanno le ragazze che facevano le badanti una volta, ormai hanno cittadini americani, alcuni sono andati in Canada, in Italia non hanno futuro. Allora se il trattato di Dublino vale questo, se uno vuole andare, c'ha la cugina in Norvegia o in Stoccolma in Svezia, allora gliela mandano indietro e dicono lei va bene, ok, sei rifugiato politico ma torni in Italia, non è giusto. Qua mi dicono a me, lì io non riesco a trovare lavoro, cosa faccio? Devo raggiungere. Non possono portarti indietro perché qua i nostri figli sono disoccupati. Devono accettare almeno, anche lasciamo perdere quelli economici, devono accettare, non possono mandare indietro questo. Questa è una fregata. Se il trattato di Dublino riguarda solo i profughi, i nostri profughi, quelli che hanno lo status rifugiato politico riconosciuto, sono a disagio enorme qua. Io gli do una mano ogni tanto tramite le mie conoscenze, gli trovo qualche lavoro, ma di quello non posso fare per rattondare, perché ho già le mie figlie che lavorano in precarie di qua e là. E questo, invece questi ce lo mandano indietro, molti ci hanno mandato indietro già, li hanno beccati, li hanno mandati indietro. Secondo me è uno sbaglio, devono fare qualcosa per questo argomento. Cerarino. No, il punto focale appunto, come aveva detto anche il direttore, è il discorso proprio della certezza della pena. In un dibattito che io ho avuto con Carlo Nordio, che è un giurista, voglio dire, esatto, lui riconosceva i limiti attuali del sistema giudiziario italiano, che è ora proprio di rifondarlo, perché si partivano con delle leggi vecchissime, ok, già almeno 50 anni le prime, però adesso è tutto cambiato. Noi abbiamo applicato quel regolamento, abbiamo aggiunto altre leggi, altre circolari, poi arrivano le sentenze, adesso anche il giudice si trova in difficoltà, perché dice allora parto dalla norma originaria o dal provvedimento successivo o dall'altra sentenza. Secondo me dobbiamo partire come sistema giudiziario proprio con il rifarlo, anche perché la società adesso è cambiata. Talvolta anche l'esempio classico è quello di ragazzi che già a 16 anni avrebbero la capacità di intendere e di volere, mentre l'attuale norma ti dice che deve aver compiuto il 18° anno di età. Adesso la società è cambiata. Secondo me è un punto di partenza questo, la certezza della pena, come diceva il direttore. Gianni, come chiudiamo? Io la chiosa la farei così, visto che mi sembra che nonostante le dovute, le naturali sfumature, ma siamo tutti d'accordo in linea di massima, no?
Facciamo un appello al governo italiano affinché a dicembre non vada a Marrakech a firmare il trattato proposto dall'ONU del Global Compact for Immigration, sarebbe il passo decisivo per aprire a quella che fino a qualche tempo fa veniva definito l'invasione della marea umana dal continente africano verso l'Europa, perché lo scopo di quel trattato che verrà firmato il 10 l'11 dicembre, se non ricordo male, in Marocco, è proprio questo, quindi eliminare le distinzioni tra il rifugiato politico, tra il profugo, tra il migrante economico, ma che tu sia un migrante climatico, economico o un rifugiato di guerra o altro, verranno messi sostanzialmente tutti allo stesso piano, tutti allo stesso livello, allo stesso piano. Quindi quello che stiamo dicendo qua rischia che infatti ci sono alcune nazioni del mondo, che anche europee, hanno deciso di non sottoscriverlo questo documento. L'Italia al momento non si è capito cosa farà. Non si è ancora espressa. L'Italia non si è ancora espressa, però il ministro degli esteri Moavro 2 giorni fa in Parlamento ha affermato che c'è una linea, diciamo, di intendimento favorevole da parte del Presidenza del Consiglio, ma ovviamente il governo sta valutando collegialmente la decisione da prendere. Invitiamo il governo a essere molto cauti sulla cosa. Cosa dici, Armando, tu di questa una possibilità anche quella di rendere l'immigrazione regolare con identificazione, ad esempio? No, non credo che ci sia la possibilità. Questo tipo di immigrazione, il meccanismo di trasferimento di queste persone che passano 2, 3, 4 stati e non si fermano e arrivano in Europa, non è certamente una cosa normale. Quindi bisogna prepararsi a essere in grado di affrontare un fenomeno di questo genere e avere anche coraggio di fermare, perché arrivare alla catastrofe è un attimo. Tutte queste persone che sono disoccupate, che non trovano lavoro, che non possono lavorare, chiaramente sono dei potenziali criminali per necessità, qualora non siano venuti invece per espressa volontà di farlo. E quindi diciamo che sta nella responsabilità dei politici, populisti o no, di razionalizzare questo fenomeno e di affrontarlo. La seconda cosa, c'è il cosiddetto andiamo a aiutarli a casa loro. Non serve a niente, perché dei soldi che vengono raccolti nelle varie associazioni, io ho avuto contezza che l'1 per 1000 su $1.000, $1 arriva in Africa. Allora la cosa più semplice è comprare i loro prodotti africani al prezzo giusto. E quindi io incentivo l'economia, perché se compro le cose al prezzo giusto incentivo a produrre ulteriormente, eccetera. Ma se vado là e pago, come è successo in vari stati, mi compro il presidente della Nigeria piuttosto, e c'è stato lo scandalo Eni, lo scandalo Shell, eccetera, perché sono lì apposta, perché sono stati messi. E se dovessero cambiare idea, il governo automaticamente, le multinazionali lo cambiano, allora questo fenomeno ce lo dobbiamo prendere sulla schiena. Allora, se le cose che loro producono, e l'Africa è un tesoro di tutti i tipi, perfino i funghi, c'è l'importazione di funghi porcini, pochi lo sanno, dal Kenya, e dal Belgio, dal Congo belga, no? Ecco, perché c'è una produzione smisurata. E poi passano per i funghi italiani piuttosto che, ma sono buoni, quindi benissimo. Ecco, tutte queste cose, se io non gli pago il prezzo giusto, vantaggioso, perché chiaramente il potere di acquisto lì della nostra moneta è molto alto, quindi ho il vantaggio di comprare a un buon prezzo, ma se voglio sfruttare anche la volontà di vessarli in tutte le maniere, allora questa è la risposta. E allora siamo ulteriormente responsabili di non gestire questa cosa, ma anche di provocare questa immigrazione che naturalmente va a nuocere, perché non è a vantaggio né per l'immigrato né per i cittadini italiani. Del resto, come si dice, se si sposta il fabbro
favo, le api seguono il favo. Sì, se portiamo via i soldi, chiaramente anche gli immigrati seguono la traccia. No? Bene, ci dobbiamo fermare qui perché adesso tra poco abbiamo la nostra rubrica Memento, abbiamo delle buone notizie. Ringrazio per essere stati con noi qua in studio Ahmed Mohamed Sheikh Noor, grazie per essere stato qua con noi, grazie ad Antonio Serraino, anche a lei, grazie ad Alex Cioni per la presenza in studio. Per i telespettatori invece appuntamento tra qualche minuto che avremo Ospedale di Padova, l'idrovia Padova-Venezia, ritorno poi in auge, due belle notizie che appena finisce la pubblicità le daremo ai nostri telespettatori. A tra poco.